buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi per parlare della riduzione prevista del 50% della TARI, la tassa sull'asporto rifiuti, riservata a quelle attività che hanno subito dei provvedimenti di chiusura nel 2021. L'impostazione di questa particolare scontistica è dettata da un decreto che è stato varato dal governo e prevede appunto che per tutte quelle attività che hanno subito dei provvedimenti di chiusura, magari anche solo un giorno, 2 giorni, un mese nel 2021, possono accedere a questo particolare tipo di scontistica che riguarda il 50% dell'ammontare annuo complessivo della tassa rifiuti. La scadenza prevista inizialmente era quella del 30 settembre. Dopo ci siamo accorti che tante ditte non erano a conoscenza del provvedimento, oppure anche le lettere inviate da Ecoambiente a nome del comune sono arrivate troppo in ritardo, quindi abbiamo deciso di riaprire i termini, quindi la nuova scadenza è il 31 di ottobre e inoltre abbiamo deciso anche di abbassare la soglia di mancati introiti, diciamo così, 2019-2020 rispetto al 2019, perché appunto il bando prevedeva 2 clausole fondamentali: essere stati colpiti da provvedimenti di chiusura e aver avuto un 20% in meno di fatturato sul 2020 rispetto al 2019. Quindi abbiamo riaperto i termini e abbassato la soglia dal 20 al 10% in modo da dare la possibilità a una platea maggiore di poter accedere a questi importanti finanziamenti. In questi giorni, quindi inizieremo da oggi, il Messo Comunale consegnerà personalmente, onde evitare i problemi legati magari a Poste Italiane, consegnerà personalmente la nuova lettera con la nuova scadenza e in allegato anche la domanda cartacea. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'ufficio tributi che potrà rispondere e dare le informazioni necessarie. Inoltre avviseremo anche i consulenti, i commercialisti, in modo da poter diffondere in maniera ancora più capillare questa importante iniziativa che l'amministrazione comunale ha messo in campo. Grazie a tutti per l'attenzione e come sempre, se avete bisogno di informazioni, chiamate pure l'ufficio tributi, perché veramente è un'importante iniziativa con un plafond economico interessante. Grazie a tutti e buona giornata.